A Palermo ieri la manifestazione per la carenza idrica davanti alla regione, le associazioni e cittadini di Agrigento, Caltanissetta ed Enna incontrano l'assessore regionale Di Mauro per sollecitare immediate misure per sopperire alla mancanza idrica, tra cui i dissalatori. 3 scafisti tunisini arrestati dalle forze dell'ordine per immigrazione clandestina a Lampedusa. Al via domani la festa dell'amicizia e della democrazia cristiana a Ribera, inaugurerà da 3 giorni il presidente Schifani con i vertici del partito. Importante accordo sindacale raggiunto dai sindacati per i lavoratori della nuova banca siciliana, nata tra la fusione della Popolare Sant'Angelo di Licata e l'Agricola di Ragusa. Al via la nuova stagione teatrale al Teatro Postavecchia di Agrigento. Ancora una sconfitta dell'Agragas nella gara di Coppa Italia disputata ieri a Enna. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi giovedì 7 novembre del nostro telegiornale. Sulla crisi idrica un incontro con la delegazione dei cittadini di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Il presidente Schifani interviene: assicurare l'acqua è una priorità del mio governo, lavoriamo senza sosta. Sull'incontro di ieri avvenuto da parte dell'assessore regionale Di Mauro con una delegazione dei cittadini di Agrigento, riceviamo questo comunicato stampa. L'assessore regionale all'energia Di Mauro, il capo della protezione civile Salvo Cocina e il capo di gabinetto della presidenza della regione San Martano hanno incontrato ieri una delegazione di associazioni e cittadini civici provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, con al centro della riunione la grave crisi idrica che sta affliggendo in particolare queste zone dell'isola. Dopo aver ascoltato con attenzione le problematiche sollevate dai rappresentanti delle comunità siciliane, comprese le perplessità manifestate sull'efficienza operativa della società di gestione delle risorse idriche, l'assessore Di Mauro ha illustrato gli interventi per affrontare le criticità, tra cui la perforazione di nuovi pozzi, l'acquisto di autobotti e vari interventi sulle reti idriche già avviate dalla regione siciliana con i 20 milioni stanziati dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Sono stati inoltre stanziati 39 milioni all'interno del bilancio regionale e previsti ulteriori 56 milioni circa nelle variazioni di bilancio attualmente all'esame dell'ARS, da destinare al rifacimento delle reti idriche della città di Agrigento e Caltanissetta. Infine è stato già inviato al governo nazionale un secondo piano di interventi del valore di 66 milioni di euro che verrà finanziato con risorse nazionali e regionali. È stata inoltre ribadita la determinazione del governo Schifani a riattivare attraverso le procedure d'urgenza i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e installare 3 moduli temporanei di dissalazione entro il prossimo mese di giugno. Assicurare la disponibilità dell'acqua ai siciliani e alle attività produttive è una priorità assoluta del mio governo e continuiamo a lavorare senza sosta per questo obiettivo. Questo è il commento del presidente della regione Schifani, non presente alla riunione in quanto impegnato in aula all'ARS per l'esame del disegno di legge sulle variazioni di bilancio. Schifani continua affermando: stiamo individuando in tempi strettissimi le risorse necessarie con fondi regionali e il supporto dell'esecutivo nazionale da destinare agli interventi più immediati. Sappiamo che è una corsa contro il tempo, vista l'inclemenza del clima, ma non ci fermeremo. Come nell'esecutivo regionale ha affermato l'assessore Di Mauro, stiamo facendo tutto il possibile per adempiere ai nostri compiti. Tuttavia, continua l'assessore agrigentino, è importante ricordare che i sindaci che fanno parte delle ATI devono impegnarsi in prima persona, ognuno deve fare la propria parte. Come regione, continua Di Mauro, oltre a mettere a disposizione i fondi, abbiamo il dovere di vigilare sulle assemblee territoriali idriche, di lavorare
affinché le tariffe rimangano le più basse possibili, ma da chi governa i territori ci aspettiamo un coinvolgimento maggiore. Stiamo vivendo una grande emergenza che non dà segnali di cessazione, questo quanto affermato dal capo della Protezione Civile Cocina, e per questo motivo sono state disposte notevoli risorse finanziate, mirate e avviati svariati interventi per rendere efficienti e utilizzare centinaia di pozzi, trivellarne di nuovi, sistemare le traverse sui fiumi e riparare le perdite. Tuttavia, continua Cocina, quello già ribadito anche quando venne ad Agrigento, rinnovo l'appello ai sindaci che conoscono il territorio, a cui chiedo di individuare ancora fonti alternative di approvvigionamento dei nuovi pozzi, programmare gli interventi più urgenti alle reti idriche. Come Regione saremo pronti a finanziare immediatamente i progetti che ci verranno sottoposti, così come fatto finora con circa 80 riunioni della cabina di regia, che è il massimo organo di coordinamento istituito dal Presidente della Regione Schifani. E in merito al vertice ieri con l'assessore Di Mauro intervengono oggi le associazioni agrigentine che hanno partecipato all'incontro. Sulla mobilitazione avvenuta ieri da parte delle associazioni agrigentine in protesta per la crisi idrica e ricevuti dalla Presidenza della Regione, riceviamo oggi un consuntivo fatto dallo stesso comitato, affermando come una partecipata mobilitazione delle associazioni di cittadini di Agrigento, Caltanissetta ed Enna relativa alla gestione della crisi idrica della Sicilia centro-meridionale è stata ricevuta ieri dall'assessore Roberto Di Mauro. Al centro della protesta, seguita dai maggiori network nazionali e regionali, è stata quella della grave e conclamata inadeguatezza delle amministrazioni locali e centrali, ma anche dei gestori del servizio idrico integrato. Grande è stata l'attenzione di vari parlamentari regionali presenti in piazza a solidarizzare con i manifestanti. Le associazioni agrigentine invitate alla mobilitazione hanno partecipato con una propria delegazione, sono stati ricevuti dall'assessore all'energia Di Mauro, dal dirigente generale della Presidenza della Regione San Martano, dal dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina e da altri funzionari e tecnici. Quindi alcune dichiarazioni a conclusione dell'incontro. Giuseppe Di Rosa del Codacons afferma come è stato per noi un bel momento di democrazia. È emersa con ancora maggiore chiarezza l'inadeguatezza dell'azione dei sindaci nel raccordarsi con la Regione. Proseguiremo le nostre iniziative di protesta e faremo sentire ancora più forte il nostro impegno in favore dei cittadini e degli utenti consumatori di questa parte della Sicilia. E poi, conclude Di Rosa, ci sono comuni più colpiti e quartieri più colpiti di altri. Come mai? Daniele Cucciardo interviene in rappresentanza di Lega Ambiente affermando come i temi ambientali, ma anche quelli relativi all'equità e alla legalità nelle gestioni del servizio idrico, devono rimanere centrali nel dibattito pubblico e dopo il momento di grande attenzione che ci riserva oggi la politica regionale. Continueremo a vigilare sulle modalità di gestione della spesa dei fondi pubblici, sull'efficienza e sul raggiungimento degli obiettivi auspicati. Quindi interviene Salvatore Licari dell'associazione Eticos, affermando come anche oggi abbiamo posto l'accento sulle gravi ed evidenti ambiguità e lacune nella gestione del servizio idrico da parte dei gestori locali, ma anche del gestore di sovrambito che costa tantissimo ai siciliani e non solo in termini tariffari. Siamo grati per l'attenzione che ci viene riservata e ancora più consapevoli di essere nel giusto. L'appuntamento quindi è per le prossime iniziative. È eseguito ad Agrigento il fermo di 3 scafisti da parte della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera nei confronti di 3 cittadini tunisini. Avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 24 migranti di nazionalità tunisina in servizio. La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 3 cittadini tunisini.
I predetti sono ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 12 della legge 28698 perché in concorso tra di loro e in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 24 migranti di nazionalità tunisina, trasportandoli fino in prossimità delle coste italiane a bordo di un peschereccio battente bandiera tunisina per poi portarli sul natante in ferro e quindi allontanarsi esponendo i migranti al pericolo della loro vita e alla loro incolumità. I fatti sono avvenuti lo scorso 2 novembre quando l'aereo dell'agenzia Frontex denominato Eagle 1 ha avvistato in acque internazionali un peschereccio tunisino con a bordo dei migranti e avendo al rimorchio un natante in ferro palesemente vuoto. Sul posto quindi immediatamente convergevano la motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa e della Guardia di Finanza della sezione operativa sempre di Lampedusa. Il progressivo monitoraggio dell'imbarcazione ha evidenziato che pochi istanti prima dell'arrivo delle motovedette, una volta giunte in prossimità delle coste italiane, gli indagati hanno trasbordato i migranti sul barchino in ferro, fino a quel momento rimasto vuoto, per darsi alla fuga invertendo la rotta del peschereccio verso le coste tunisine. Quindi l'arrivo delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno permesso di soccorrere 24 migranti rimasti in balia del mare e a pelo dell'acqua e bloccare altresì il peschereccio per i successivi controlli. La successiva attività di indagine condotta dallo SCO, dal SISCO di Palermo, dalla squadra mobile di Agrigento, dalle guardie di finanza di Lampedusa, dalla Guardia Costiera di Lampedusa ha permesso di accertare l'assenza a bordo del peschereccio di qualsiasi elemento che comprovasse l'attività di pesca in atto da parte degli indagati. Il motopesca tunisino veniva al momento del rintraccio trovato senza alcun pescato a bordo e con le reti completamente asciutte. Quindi i decreti di fermo del pubblico ministero emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, eseguiti nella serata di lunedì presso l'isola di Lampedusa. Gli indagati sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento in attesa di convalida. Al via da domani 8 novembre fino al giorno 10 la festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera. L'inaugurazione alle ore 18 alla presenza del Presidente della Regione Schifani. Tutto pronto per la nuova edizione della Festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana che si svolgerà a Ribera nei giorni 8, 9 e 10 novembre. L'inaugurazione avverrà domani alle ore 18 alla presenza del Presidente nazionale della Democrazia Cristiana, onorevole Renato Grassi. Inaugurerà il Presidente della Regione Siciliana, onorevole Renato Schifani. Alle 11 il congresso regionale delle donne della Democrazia Cristiana presso il Cineteatro Lupo. Alle 16 la presentazione del libro dell'onorevole Pumiglia alla Svolta. Quindi alle ore 19 la consegna del premio Libero e Forte ai Manni, giovane studentessa iraniana, che verrà consegnato dall'avvocato Laura Badessa. Alle 19 un tavolo tematico dal tema Sviluppo del territorio tra agricoltura e termalismo, che vedrà intervenire l'onorevole Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, e il presidente della regione Schifani. Alle 21 spettacolo in piazza con Lucio De Santis, a seguire Povia in concerto. E domenica un'interessante iniziativa sulla sanità e integrazione, ospedale, territorio, opportunità e criticità, che vedrà la presenza di Francesco Tomasello, rettore dell'Università della Cole di Enna. Tra gli altri ospiti, quella dell'onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Sanità all'ARS, del professor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, del professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, di Giovanni Albano, presidente dell'ospedale Giglio di Cefalù, e concluderà l'onorevole Nenè Mangiacavallo, medico chirurgo e già sottosegretario alla sanità. L'ARS vota la finanziaria Quater, taglia le norme più contestate e cerca il dialogo con le opposizioni. Il servizio da Palermo.
Nonostante l'avvio conciliante della mattinata di ieri, non c'è accordo all'ARS sulla finanziaria quater e il voto slitta ancora. Il presidente della regione, Renato Schifani, in avvio di seduta aveva esordito aprendo al dialogo con le opposizioni e manifestando grande rispetto nei confronti del Parlamento da parte del suo governo. Così, dopo una mattinata trascorsa a discutere dei primi 2 articoli, si era fatta strada l'ipotesi di un maxi emendamento che avrebbe dovuto tenere insieme le proposte di maggioranza e opposizione. Sul piatto, a questo scopo, il presidente Schifani aveva messo 40 milioni, sperando così di scardinare il muro di ostruzionismo issato ormai da giorni e alimentato da una presunta battuta infelice dell'assessore Dagnino, che dal canto suo si era affrettato a chiarire la sua posizione. «Sono assolutamente in linea con il presidente Schifani», ha dichiarato. «La mia volontà è di operare in maniera costruttiva nell'interesse dei siciliani, nel rispetto del ruolo delle opposizioni. La manovra è perfettibile e migliorabile». Ma questo non è bastato e ancora nella tarda serata di ieri non si vedeva all'orizzonte nessun accordo. Così la manovra si è impantanata nei meandri di Sala d'Ercole. Ieri sera neanche uno della trentina di articoli che compongono la finanziaria quater era stato esaminato in aula e a quel punto il governo ha provato a far scattare il piano B, ritirando le parti più contestate della manovra e virando verso l'approvazione attesa per oggi di una manovra light che rinvierebbe a dicembre i temi più spinosi. Si è insediato a Favara il nuovo assessore. Si tratta di Sabrina Amato, dirigente scolastica, che subentra a Pier Vaccaro, dimessosi per motivi di lavoro. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Ha giurato ieri mattina nelle mani del segretario generale del comune il nuovo assessore al bilancio del comune di Favara. Si tratta della dottoressa Sabrina Amato, dirigente scolastica che entra nella giunta del sindaco Antonio Palumbo dopo le dimissioni per motivi lavorativi dell'assessore Pier Vaccaro. La nomina del nuovo assessore avviene in seno al movimento Favara per i beni comuni, una delle liste che ha appoggiato il sindaco Palumbo durante le elezioni. Laureata in giurisprudenza all'Università di Palermo con specializzazione post lauream in diritto delle regioni e degli enti locali, la dottoressa Sabrina Amato, dopo il conseguimento dell'abilitazione forense, ha svolto la professione di avvocato con rapporto di collaborazione con uno studio legale specializzato in diritto amministrativo. A lei andranno le deleghe di bilancio, finanze, tributi, contrasto all'evasione, spending review, programmazione economica, gestione amministrativa del patrimonio, società partecipate, controllo di gestione, provveditorato ed economato. Il sindaco Antonio Palumbo, durante la cerimonia di insediamento, ha espresso il suo ringraziamento nei confronti di Pier Vaccaro, che in questi anni, ha sottolineato Palumbo, è stato un elemento prezioso della sua giunta e grazie al suo lavoro il comune di Favara è uscito dal dissesto finanziario e a breve riacquisterà la regolarità dei bilanci tanto attesa e cercata. Auguri di buon lavoro sono andati al neo assessore. Presentato a Montevago il master di secondo livello logistica della sicurezza e della emergenza. Le interviste. Questo è un master in logistica della sicurezza e dell'emergenza che stiamo sviluppando noi a contatto con i vari territori. E il nostro obiettivo fondamentale è quello di portare la cultura della protezione civile, ma soprattutto la progettualità che riguarda la stesura e la composizione, ma anche la capacità di interpretare i piani di protezione civile comunali negli ambiti proprio territoriali fino chiaramente a quelli che sono gli ultimi utilizzatori. Per cui il master alla fine creerà la professione del disaster manager, che è una professione emergente ma che comunque dà un ampio spettro di conoscenze nell'ambito della protezione civile, ma soprattutto è in grado di sostenere i sindaci allorquando poi accadono delle emergenze che richiedono un intervento diretto di protezione civile. È una opportunità per la nostra terra avere accolto il Centro Alti Studi per la Difesa in cui convergono le varie forze armate. Il fatto di poter alla fine del master avere il piano di protezione civile, cosa che i comuni a volte non hanno o comunque arrancano nel poter espletare il piano, e io credo che anche questa sia una opportunità.
La cosa che va sottolineata è che oggi in questa affollata biblioteca comunale di Montevago ci sono gli addetti ai lavori, quindi architetti, ingegneri, uffici tecnici e tutti coloro, dalla protezione civile ai volontari, alla Marina piuttosto che ai carabinieri, che quando arrivano e quando si presentano delle calamità sono in prima linea a salvaguardare la tutela dei cittadini e il bene del territorio. Master di secondo livello, quindi sapete che è il livello massimo dei corsi di specializzazione post laurea, quindi è importantissimo anche perché darà una formazione tecnico-scientifica che difficilmente trova riscontro nella formazione base universitaria. Abitualmente noi riscontriamo figure, magari ingegneri, architetti, geologi, così, però una formazione propria dei corsi standards di questa disciplina universitaria. La protezione civile è un pianeta a sé stante che ha bisogno di approfondimento e ha bisogno sicuramente di nuovi momenti formativi. Questo master, che è prezioso, va a colmare le lacune appunto che magari ci sono nella formazione standard di queste professionalità. Oggi più che mai diciamo che il ruolo dei comuni nella gestione delle emergenze e anche nella prevenzione in tema di protezione civile è preminente, diciamo un ruolo fondamentale questo, quello di arricchire le conoscenze e tutti gli strumenti in mano ai sindaci e alle proprie strutture di protezione civile per dare adeguata risposta in caso di eventi calamitosi che si verificano nei territori. Ma ancor più fondamentale è la prevenzione e la cultura della conoscenza della sicurezza per il proprio territorio da rivolgere alla cittadinanza. Poter approfondire adeguatamente tutte le tematiche che riguardano anche l'esplicitazione di un piano di protezione civile che possa essere realmente attuabile in caso di emergenza è fondamentale proprio per avere la risposta a questi eventi calamitosi che oggi più che mai si verificano molto frequentemente. Poter approfondire adeguatamente tutte le tematiche che riguardano anche l'esplicitazione di un piano di protezione civile che possa essere realmente attuabile in caso di emergenza è fondamentale proprio per avere la risposta a questi eventi calamitosi che oggi più che mai si verificano molto frequentemente. E relativamente alla fusione avvenuta recentemente tra la Banca Popolare Sant'Angelo con sede in Licate e la Banca Popolare Agricola di Ragusa, che ha assunto la nuova denominazione di Banca Agricola Popolare di Sicilia, un interessante accordo sindacale è stato firmato, tra questi il parere di Fabrizio Greco del sindacato FES CISL. Relativamente alla fusione avvenuta recentemente tra la Banca Popolare Sant'Angelo con sede a Licate e la Banca Popolare Agricola di Ragusa, che ha assunto la nuova denominazione di Banca Agricola Popolare di Sicilia, interviene oggi il sindacato FIS CISL, che per mezzo del suo rappresentante Fabrizio Greco afferma come abbiamo firmato un buon accordo sindacale che tutela il lavoro, attenua la mobilità aziendale, garantisce il welfare, favorisce il ricambio generazionale. Dalla fusione avvenuta per incorporazione della Banca Sant'Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa nasce così un forte polo bancario del sud al servizio dell'economia siciliana. Sindacati e Banca Agricola Popolare di Sicilia hanno siglato infatti un verbale di accordo che avrà ricadute importanti sul personale del nuovo istituto di credito bancario siciliano. Alla base della firma apposta dalla FIS CISL e dalle altre organizzazioni sindacali, la tutela dei posti di lavoro, nonché gli aspetti connessi alle prestazioni professionali del personale, welfare, attenuazione della mobilità aziendale, indennità di disagiata destinazione, ticket pasti, riconoscimento dei livelli retributivi, stock option, formazione, ricambio generazionale con un paio di assunzioni di giovani risorse. Siamo arrivati alla fine di un articolato processo di confronto, afferma il segretario generale della FIS CISL Sicilia Fabrizio Greco, durante il quale non abbiamo mai perso di vista l'impegno delle colleghe e dei colleghi facendoci carico dei loro timori. Da oggi il personale dipendente potrà beneficiare di un contratto di secondo livello efficace che pioggia sull'armonizzazione,
La Banca Popolare più grande del Sud Italia è ora nel pieno delle sue funzioni, afferma Fabrizio Greco, evidenziando che dopo anni di fusione e incorporazioni che hanno privato la Sicilia dei fondamentali centri decisionali del credito, adesso la Banca Agricola Popolare di Sicilia potrà recuperare quella dimensione del passato, diventando un vero punto di riferimento dell'economia regionale. È chiaro, conclude il sindacalista, che vigileremo sull'applicazione dell'accordo, saremo attenti nel valutare il piano industriale che andrà a varare la nuova banca. La trattativa sindacale ha visto impegnata la segreteria regionale di FIS Sicilia, composta da Fabrizio Greco, Chiara Barbera, Roberto Maniani, coordinatore regionale della Banca Popolare di Ragusa, Enzo Scribano, e gli RSA Stefano Cipindi e Alessandro Bucchieri. Un bando da 1,8 milioni di euro per consolidare il centro di Realmonte. Il presidente Schifani afferma prosegue la messa in sicurezza delle aree a rischio. Il servizio. In arrivo per il centro di Realmonte 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. Scadrà infatti il prossimo 12 dicembre la gara da 1,8 milioni di euro per i lavori necessari al consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato di Realmonte ed esattamente in via Udine, come si vede dalla foto, nell'area dell'asilo nido. Il bando della struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della regione siciliana Schifani e diretta da Salvatore Lizio, prevede una serie di interventi per ripristinare gli standard di sicurezza in un versante del territorio del comune dell'Agrigentino colpito da diversi movimenti franosi. Prosegue senza sosta, commenta il presidente Schifani, l'attività di programmazione delle opere mirate a ridurre i pericoli a rischio idrogeologico nelle aree più vulnerabili dell'isola, ottimizzando le risorse e le professionalità a nostra disposizione, ben sapendo quanto sia importante l'attività di prevenzione e soprattutto quello della tutela della pubblica incolumità. Si pone così rimedio a una vicenda che negli anni ha creato una grande apprensione e incertezza nei residenti di una zona densamente popolata nella quale si sono registrate diverse frane con danni a una serie di edifici privati, al mando stradale di alcune vie principali. È una situazione aggravata dall'umidità di risalita proveniente da una falda che scorre nel sottosuolo di Realmonte e che ha interessato la scuola elementare in un sito che si sviluppa in pendenza sulla pendice meridionale dell'abitato. Tra le soluzioni contenute nel documento progettuale, la realizzazione di una palificata in cemento armato a valle delle abitazioni per contrastare lo scivolamento del versante. Verranno inoltre collocate delle gabbionate di contenimento per il sito e contrastare il fenomeno di cedimento, e un sistema drenante consentirà di canalizzare le acque in appositi pozzetti. Emessa la sentenza per Lorena Ninfa Lancieri, la preferita del boss Matteo Messina Denaro, ed Emanuela Bonafede con il rito abbreviato. Avrebbero coperto la latitanza del boss. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Non si può giustificare con l'ingenuità né con la fragilità di chi subisce la forza di una personalità narcisistica come quella di Matteo Messina Denaro, meno che mai con l'amicizia. Come si può essere amici di uno stragista, di chi ha commesso omicidi e ha ucciso bambini? Matteo Messina Denaro, lo ricordiamo, è stato riconosciuto come uno dei mandanti della strage di Via dei Georgofili, dove perse la vita anche la piccola Nadia Nencioni, e condannato per il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo. Gli imputati erano perfettamente a conoscenza della persona che ospitavano in casa. Così dice il procuratore generale Carlo Marzella. Ecco perché, secondo l'accusa, Lorena Lancieri e il marito Emanuele Bonafede non meritano sconti di pena. La donna, che per mesi ha accudito durante la latitanza il capomafia in primo grado, è stata condannata a 14 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. 6 anni e 8 mesi ha avuto invece Bonafede, che risponde di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza. Marito e moglie accoglievano Messina Denaro nella loro casa di Campobello di Mazara, lo ospitavano a pranzo e a cena, si accertavano che per strada non ci fossero poliziotti o carabinieri,
Un rapporto insomma di fedeltà assoluta, così lo hanno definito gli investigatori. Una fedeltà assoluta che legava la coppia al boss, che avrebbe ricambiato però con regali di estremo valore. Al figlio del Bonafede nel 2017 il capomafia fece da padrino della Cresima e donò un Rolex da 6.300 euro. La spesa fu poi puntualmente annotata da Matteo Messina Denaro in un pizzino. Lancieri era la postina che consentiva lo scambio di lettere fra lo stesso boss e Laura Bonafede. Dalle indagini è emerso inoltre che Lancieri e il boss avevano una relazione. Gli inquirenti hanno trovato una lettera firmata Diletta, uno dei nomi in codice proprio della Lancieri, in cui la donna dichiarava a Messina Denaro il suo amore. Un amore che suscitava però gelosia nella maestra Laura, da poco condannata ad 11 anni e 4 mesi, che scriveva al padrino: ho provato un po' di sana gelosia, puoi capire anche perché. Almeno so che ti muovi, che puoi uscire con Margot e che continui con le tue abitudini. So che mi racconterai quello che è successo, ma dovrò aspettare. Lettera dove si percepisce la trepidante attesa di una donna innamorata di un latitante. Linea alla regia per la pubblicità. A Messina ha denunciato un cinquantenne per maltrattamento agli animali che cacciava anche con mezzi vietati. I colleghi di Messina. I carabinieri della stazione di Messina Tremestieri e del locale nucleo radiomobile, con il supporto tecnico dei militari del nucleo CITES di Catania, reparto dei carabinieri forestali deputato alla tutela dell'ambiente e della fauna, con particolare riferimento al contrasto del traffico di specie protette, hanno denunciato un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato dei reati di esercizio della caccia con mezzi vietati, ricettazione e maltrattamento di animali. È stata una telefonata giunta al 112 ad allertare i carabinieri, che hanno quindi effettuato un intervento nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse, laddove era stata segnalata la presenza di trappole per volatili. Nel luogo segnalato, situato in una zona rurale, i militari dell'Arma hanno trovato 3 uccelli di piccole dimensioni rinchiusi in 3 gabbiette poste su dei pali di legno, nonché 2 reti attrezzate appositamente per la cattura dei volatili, al cui interno si trovavano impigliati 2 cardellini, utilizzati quali zimbelli, ossia uccelli che con loro canto servono a richiamare gli altri volatili da cacciare, con imbragatura in ferro che provoca forti sofferenze all'animale. Avendo constatato che il materiale rinvenuto era riconducibile a un'attività di bracconaggio, gli accertamenti sviluppati nell'immediatezza dai carabinieri della stazione di Messina Tremestieri insieme ai carabinieri del nucleo CITES di Catania hanno permesso di risalire al presunto responsabile, identificato nel cinquantenne, sulla cui auto i carabinieri hanno trovato e sequestrato ulteriore materiale utilizzato per la cattura dei volatili. Sul posto i militari dell'Arma hanno richiesto anche l'intervento del personale veterinario dell'ASP di Messina, che dopo le preliminari verifiche e seguendo le procedure previste ha rimosso i moschettoni degli uccelli intrappolati nelle reti e, una volta valutato lo stato di salute dei volatili, ha dato l'assenso alla loro liberazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il cinquantenne ora dovrà rispondere dei reati a lui contestati. In considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, l'uomo è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità, e con la precisazione che il giudizio potrà concludersi anche con la revoca dell'assenza di ogni forma di responsabilità in capo allo stesso indagato. Al via la stagione teatrale al Teatro Postavecchia di Agrigento. Il primo spettacolo sarà sabato 9 con lo spettacolo Luci. Sabato 9 novembre alle ore 21 il Teatro della Postavecchia, in collaborazione con il Teatro di Tirammo di Palermo, presenta Luci, uno spettacolo tra canti, racconti ed aneddoti di una famiglia d'arte. Ingresso euro 12, ridotto euro 10 per under 14 ed over 65. Con questo spettacolo il Teatro della Postavecchia inaugura la propria stagione teatrale con un cartellone, come al solito, ricco di proposte uniche ed originali tra prosa, musica e cabaret. Quindi vi ricordo il 9 novembre alle ore 21 al Teatro della Postavecchia e vi aspettiamo numerosi come sempre. Grazie. Ieri a Palermo la proiezione del docufilm prodotto dall'emittente Tele1 su Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria.
Ieri pomeriggio al cinema Rouge Noir di Palermo la proiezione del docufilm prodotto da Teleone Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria. Una narrazione delle stragi di mafia rafforzata da autorevoli e significative testimonianze. 32 anni dopo le uccisioni dei giudici Falcone e Borsellino, del magistrato Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta. Le immagini e le parole di coloro che allora furono protagonisti della lotta a Cosa Nostra continuano a scuotere le coscienze dei presenti alla proiezione. Certamente ricordare anche con una proiezione delle figure fondamentali non solo per la storia di Palermo ma per la storia del nostro paese, direi che una buona medicina contro certe forme di Alzheimer che ahimè molto spesso interessano questo nostro paese. È un modo anche per ricordare i tanti sacrifici che sono stati fatti, per capire come pur con tutti i problemi che ci sono e continuano ad esserci qui a Palermo, tante cose sono state fatte anche a costo di grandi sacrifici. La memoria, per parafrasare le parole di un noto compositore, non consiste nell'adorare le ceneri, ma nel custodire il fuoco. Effettivamente con questo docufilm noi vogliamo celebrare il fuoco della passione, dell'impegno di questi due grandi uomini e magistrati senza i quali non sarebbero state scritte straordinarie pagine di storia giudiziaria, senza i quali probabilmente anche la vocazione di molti di noi sarebbe stata infinitamente più povera. Ricordiamolo, ci danno lustro queste grandi figure anche all'estero. E allora non potevamo, come Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, non promuovere, non contribuire alla diffusione di questo docufilm che fa rivivere il loro ricordo attraverso la voce e la testimonianza di coloro che sono stati più vicini a loro in quegli anni magici, tragici ed eroici. Siamo orgogliosi noi avvocati di aver organizzato questa proiezione di questo docufilm estremamente interessante con l'Associazione Nazionale Magistrati. Insieme dobbiamo coltivare la memoria, che è un valore che ci accomuna. Oggi le cronache di questi giorni ci lasciano alcune contrapposizioni in materia della giustizia, però vi sono dei valori fondanti, dei valori comuni tra noi e i magistrati che devono essere sempre condivisi e devono essere coltivati, che sono i valori che ci hanno lasciato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Risultati positivi per l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Per il secondo anno consecutivo l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi supera il 1 milione di passeggeri. Il traguardo previsto dal piano industriale è stato raggiunto con il volo proveniente da Torino delle ore 19:55 operato dalla compagnia aerea Ryanair. La solidità dello scalo è una garanzia di benessere per tutta la provincia di Trapani, ha affermato il presidente di Airgest Salvatore Ombra. Questo traguardo, che non era scontato e non è casuale, è stato reso possibile certamente dai passeggeri che ci hanno scelto, ma anche grazie all'unione perfetta di alcuni fattori imprescindibili. Primo fra tutti, dice ancora Ombra, la dedizione del personale di Airgest, che ha sempre sostenuto gli sforzi richiesti con grande professionalità. Fondamentale motore della crescita dello scalo che, ricordiamolo, meno di 5 anni fa toccava il momento più basso della sua storia, facendo temere il peggio. Sono i trapanesi che si sono sempre battuti a gran voce per il loro aeroporto. Tra i fattori che hanno reso possibile la conferma dell'auspicato traguardo del 1 milione di passeggeri per il secondo anno consecutivo, il presidente Ombra ha sottolineato: le compagnie aeree sono state la base imprescindibile di questo risultato, ma il vento che ha permesso di volare così in alto e raggiungere e confermare il 1 milione, come a tutti noto, è stata proprio la regione siciliana, socio di maggioranza di Birgi, che per volontà del presidente Schifani e della sua giunta di governo ha sostenuto la sua infrastruttura strategica, non permettendo che si perdesse. Ha investito e confermato i fondi necessari al suo rilancio, ottenendo in cambio un moltiplicatore economico che ha fatto tornare benessere nel territorio. Sui progetti futuri per lo scalo il presidente Ombra aggiunge: al management non resta tempo per compiacersi, ma solo l'impegno per il prossimo piano di investimenti che dovrebbero trovare conclusione entro dicembre 2026. Di concerto con l'assessorato infrastrutture della regione siciliana e facendo ricorsi ai fondi FSC,
Abbiamo da poco affidato la progettazione di opere infrastrutturali per oltre 13 milioni di euro che siamo certi renderanno lo scalo ancora più funzionale e moderno per il gradimento dei nostri passeggeri. Il tutto, conclude ancora Salvatore Ombra, puntando all'ulteriore crescita dell'aeroporto e alla definizione della migliore Summer 2025 che possa spingere ancora di più in alto questi numeri e consolidarli per gli anni a venire. Per le notizie sportive, l'Akragas esce sconfitto dai 32esimi di Coppa Italia nella partita che si è svolta ieri con la squadra dell'Enna. Il servizio sui risultati del turno di Carmelo Lentini. L'Akragas esce sconfitto dai 32esimi della Coppa Italia di Serie D. I giovani biancazzurri, quasi tutti under, hanno ceduto al cospetto dell'Enna per 2-0. Il match, che si sarebbe dovuto disputare ad Agrigento come aveva stabilito un sorteggio in Lega, ma che per volere della dirigenza biancazzurra si è invece dirottato a Gaeta di Enna, in quanto l'Esteneto doveva essere sottoposto ad un'urgente risemina del manto erboso. Da ambo le parti sono state schierate molte under, l'Akragas ne ha schierate di più, 8 su 11 in campo, mentre altri 4 erano in panchina a disposizione di Lillo Bonfatto. Di contro l'Enna ha opposto quasi una formazione con più titolari, con 5 giovani su 11 in campo. Alla distanza ha vinto la compagine neroverde per 2-0, con gara sbloccata ad inizio ripresa su calcio di rigore. L'arbitro infatti ravvisa un tocco di mano di Richichi in piena area di rigore ed assegna il penalty. Dagli 11 metri trasforma Luscia. All'82esimo il raddoppio arriva per una deviazione fortuita della Cragandino Prestigiacomo. L'Enna dunque passa alla fase successiva, mentre l'Akragas si rituffa in campionato e domenica dovrà affrontare alle 8 i cugini del Licata. Purtroppo questa sfida è stata vietata ai tifosi biancazzurri. Infatti la questura di Agrigento, a seguito delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha emanato un apposito provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti e che di fatto sancisce il divieto di trasferta ai tifosi dell'Akragas. Al derby dunque non potranno assistere i residenti di Agrigento. Ritornando alla Coppa Italia di Serie D, si sono registrati questi risultati riguardanti le squadre siciliane di Serie D. Regina batte Cireale 2-1, l'Akragas è stato sconfitto per 2-0 dall'Enna, il Siracusa si è imposto sul Paternò per 3-0. Dunque Regina, Enna e Siracusa accedono alla fase successiva. Sempre in Coppa Italia, ma in quello di eccellenza Girone A, si sono giocate le seguenti gare con questi risultati. Misilmeri San Vitolo Capo 0-0, Sciacca Atletiche Palermo 0-0. Le gare di ritorno a cambi invertiti sono in programma il prossimo 20 novembre, sempre a partire dalle ore 14:30. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.